focolaio di Covid-19 all'ex caserma Serena, vertice in prefettura negativi, tutti i contatti dei migranti positivi, mercoledì nuovi tamponi, il prefetto sulla festa degli ospiti, solo rumore, nessun rischio. Il Veneto inizia la sperimentazione del vaccino anti-Covid. La ricerca condotta dall'Università di Verona è stata presentata alla sede della Protezione Civile regionale di Marghera, pronto per Natale 2021. Distanziamento a bordo dei treni. Il presidente del Veneto Zaia ribadisce l'ordinanza sulla capienza massima dei convogli regionali sui migranti positivi. Senza centri non avremo focolai. Saranno celebrati mercoledì mattina alle 9:30 nel campetto dell'oratorio parrocchiale di Dosson i funerali del piccolo Tommaso Tiveron, morto a 4 anni schiacciato da un cancello. Tentativo di furto nella serata di ieri in un'abitazione di Roncade, tanta la paura per una mamma in casa con i bimbi piccoli, ladro in fuga. Nuovo episodio di degrado ai Buranelli, 2 giovanissimi si tuffano nel canale, la polizia locale li rintraccia, si tratta di 2 neomaggiorenni multati, ciascuno con 400 euro. Compie 91 anni l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, per lo sceriffo un compleanno tra brindisi e inaugurazioni. Gli auguri dei miei cittadini sono un'iniezione di vitalità. Buonasera, ben ritrovati, questa è l'informazione trevigiana dei nostri notiziari. Partiamo ancora una volta con gli episodi che stanno accadendo in questi giorni all'ex caserma Serena, più grande focolaio della Marca trevigiana. Questo pomeriggio c'è stato un vertice in prefettura, sono stati fatti i tamponi a tante persone che sono venute in contatto con i migranti positivi. Sentiamo subito le dichiarazioni del prefetto. Il mercoledì si farà questo nuovo giro di tamponi e in esito poi a quello che emergerà verranno prese delle decisioni che l'ASL sta valutando. Il focolaio di Covid tra i migranti dell'ex caserma Serena al centro di un vertice in prefettura. Mercoledì dunque nuovo giro di tamponi. In caserma entrerà anche il direttore generale dell'ULSS per rendersi conto di persona della situazione. In base all'esito dei test si deciderà il proseguo della quarantena. Circa i contatti tra migranti positivi e negativi all'interno della struttura, prosegue il prefetto, c'è ancora qualche problema, ma la situazione si sta normalizzando anche dopo l'allontanamento del migrante facinoroso che aizzava la rivolta. C'è una generale maggiore consapevolezza della necessità di attenersi a quelle che sono le indicazioni, proprio perché stanno capendo che prima più si adeguano a quelle che sono le indicazioni di cautele, prima usciranno da questa situazione. Certo, la convivenza non è facile in questo contesto, prosegue il prefetto, ma non c'è alcun rischio per la popolazione all'esterno, visto che nessuno entra né esce dalla struttura e la sorveglianza delle forze dell'ordine è continua. Circa le lamentele per la musica ad alto volume sabato sera, il prefetto chiede un po' di tolleranza. Non sono degli abitué dello schiamazzo, c'è una situazione di tensione, se l'hanno per una sera in qualche modo cercato di superare questa situazione con un qualche momento di distrazione, forse bisogna anche capirli. Al momento il focolaio non ha fatto registrare altri contagi, una quarantina i tamponi effettuati ai contatti dei migranti. Tutto sotto controllo, massima tranquillità per tutti, nel senso che non stiamo trovando contagi correlati alla caserma e questo è positivo. Abbiamo controllato tutto quello che vuol dire dove lavoravano i ragazzi, li chiamo ragazzi rispetto a me sono giovani, sia i contatti, i supermercati, i negozi, poi se c'è qualche altro che ci solleva il problema di contatti, noi lo faremo. Avete sentito, l'ha detto il direttore generale Benazzi, i tamponi sono stati effettuati anche a tutti i dipendenti del supermercato Prix, dove pare i migranti stazionassero spesso. I cittadini in questo caso hanno chiesto che la politica dei tamponi venga estesa anche a loro. Potrebbe non essere il primo giro di tamponi che l'ULSS effettua ad Ossone in aree limitrofe alla caserma Serena. Oggi tutti i dipendenti del Prix si sono recati presso l'ospedale per lo screening. L'ultima, la direttrice del supermercato, tutti sollevati per questa decisione dell'azienda sanitaria, a tal punto che a questi anche molti altri cittadini e residenti di Dosson vorrebbero aggiungersi. Qui nella zona secondo me sì, perché comunque vedo che comunque si muovono in zona, girano e magari hanno contatto sia il supermercato che qualche altro negozio. Sarebbe obbligatorio fare il tampone sia a tutti loro che comunque anche magari a qualcuno della zona qui. No, il tampone dovrebbe essere fatto per tutti quanti. Lo farei, anzi sarebbe una certezza, a parte che mi misurano la febbre in varie situazioni per cui penso di essere sano, però insomma non mi opporrei. Lo farebbe? Sì.
Tra gli avventori del supermercato c'è chi testimonia che molti richiedenti asilo vengono a prendere soprattutto del vino, insomma più alcol che cibo. Residenti indignati anche per la festina organizzata all'interno della caserma sabato sera, con musica e schiamazzi fino a notte fonda. Non riusciamo a gestirli, e loro, con le leggi che abbiamo, loro fanno quello che vogliono. Una situazione che sta mettendo sul chi va là più di qualcuno, con passaparola, come quello di oggi, che si possono rivelare addirittura dannosi perché la notizia da noi verificata è risultata falsa. Adesso proprio sono scappati, sono dalla parte del cimitero. Mi hai visti al cimitero? No, mi hanno appena detto adesso il signore, ha detto guardi, ha detto che fortuna che io sono riparato perché a una certa età. Ci sarebbe stato un avvistamento al cimitero, residenti hanno creduto che alcuni profughi fossero scappati dalla caserma. Chi gliel'ha raccontato che sono scappati? Adesso delle persone sono appena passate adesso che mi hanno detto che prima erano senza mascherina, adesso se ne sono messa perché ho detto che adesso siamo un po' tutti in pericolo perché sono in giro. Notizia appunto da noi verificata e risultata falsa. Si è espresso anche il presidente Zaia sulla caserma Serena, oggi ha detto senza centri non avremo focolai e poi ha parlato anche della capienza dell'ordinanza sui convogli regionali, quindi parliamo di trasporti. Trasporto pubblico locale, migranti positivi. L'attualità entra nella conferenza stampa di presentazione della sperimentazione veronese sul vaccino anti-Covid. Dopo le polemiche sui treni annullati, il presidente della regione Veneto Zaia conferma l'ordinanza regionale che permette la capienza in base all'omologazione, ricordando l'accordo sulle prime riaperture nelle fabbriche siglato lo scorso 13 aprile tra governo e parti sociali. Nell'accordo c'è scritto che sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare fianco a fianco anche per 8 ore portando la mascherina. Ciò vuol dire per la proprietà transitiva a casa mia che gli stessi lavoratori nell'autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina e non ci stanno 8 ore. Se riduciamo la capienza dei treni regionali, continua Zaia, non ci sono alternative al trasporto pubblico locale e sarà ancor peggio con l'apertura delle scuole. Perché vi ricordo che anche avendo i soldi qui sopra il tavolo in questo momento, se io volessi comprare il doppio dei treni perché me ne servono il doppio o il doppio degli autobus, non ci sono sul mercato. Poi la questione migranti positivi con le polemiche sulla Croce Rossa a Jesolo e l'ex caserma Serena a Treviso. È la prova provata che gli immigrati ospitati in questa maniera, soprattutto molto spesso non aventi titolo, perché vi ricordo che 9 su 10 non sono scappati dalla morte e dalla fame, devono tornarsene a casa loro, punto. Se noi non avessimo avuto questi 2 centri di accoglienza, non avremmo avuto 2 grandi focolai. Nella stessa sede, dunque, alla Protezione Civile regionale di Marghera, il presidente Zaia ha presentato anche la ricerca dell'Università di Verona sul vaccino anti-Covid. Oggi c'è una grande comunicazione, nel senso che c'è una sperimentazione e noi siamo onorati che Verona, Veneto, sia attore principale tramite il centro di ricerche cliniche, ma poi il magnifico rettore vi spiegherà meglio, è partita la sperimentazione del vaccino. Il Veneto in prima linea nella corsa al vaccino anticoronavirus. La ricerca condotta dall'Università di Verona per la Regione in collaborazione con lo Spallanzani di Roma vedrà l'inizio della sperimentazione a fine agosto con la somministrazione in dosi crescenti del vaccino su 45 volontari sani dai 18 ai 55 anni, quindi in altri 45 più fragili, oltre i 65 anni. Il primo principio ispiratore delle norme è la salvaguardia del volontario sano, in questo caso, o del paziente che per la prima volta assume una molecola nuova. In tutto il mondo la ricerca di fase precoce è iperregolamentata. I paesi occidentali sono sottoposti quelle norme che vengono definite good clinical practices e sono rigorosissime. Nel mondo sono aperti circa 25 fronti di ricerca del vaccino anticoronavirus, un impegno globale che però non potrà accelerare il raggiungimento del risultato oltre i tempi fisiologici della sperimentazione. Il vaccino dovrebbe arrivare alla fine del 2021. Mi ha detto che prima di questo Natale già sarete in possesso di dati importanti che vi dicono se la direzione è quella giusta. Credo di sì, che lo sponsor possa avere dati importanti entro Natale, anche se lo studio finisce, perché lo studio ogni soggetto verrà seguito per 6 mesi
Ma questo vuol dire che a Natale potremmo avere informazioni relativamente ai primi 2 mesi, dei 2-3 mesi su tutti i gruppi. Tra i rappresentanti dello staff che si occupa della ricerca, ospiti del presidente Zaia nella sede regionale della Protezione Civile di Marghera, si respira un certo ottimismo. Si stanno tutti impegnando tantissimo, è ovvio che le ditte che ci aiutano tutto guarderanno la parte del business, però questo fa parte di una cosa naturale della vita. Io prima di vedere il business vedrei la possibilità di salvare le persone. Ancora oggi non ci si crede che sia passata, ma sono stati momenti drammatici, per fortuna che è arrivato il momento che si è attenuato, perché eravamo arrivati tutti al limite, tutti. Il sondaggio di Ring questa sera vi propone una domanda proprio legata al vaccino anti-Covid. Quando sarà pronto? Lo farete? Avete intenzione di farlo? Avete come sempre 2 possibilità di risposta con 2 numeri di telefono correlati: 0422 1626 691 per il sì e 0422 1626 690 per il no. L'esito verrà raccontato, verrà mostrato proprio in diretta questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Apriamo ora la pagina della cronaca. Aggressioni, danneggiamenti e minacce. Un 30enne di origini marocchine, residente a Gemonio in provincia di Varese, ma di fatto domiciliato a Fara di Soligo, è stato espulso dal territorio nazionale e accompagnato al centro per i rimpatri di Torino, da dove verrà ricondotto nel suo paese. Una volta rimesso in libertà dagli arresti domiciliari che ha scontato in Lombardia, è scattato l'allontanamento. Tra il novembre 2019 e gennaio di quest'anno, a Casale sul Sile, San Fior e Farra si è reso responsabile di aggressioni e danneggiamenti sia in ambito lavorativo che all'interno di un centro commerciale. L'ultimo episodio proprio a Farra, dove aveva invano tentato di accendere una motosega per colpire il titolare e i dipendenti di una falegnameria e con un palo aveva danneggiato 2 autoveicoli aziendali. E c'è stato un tentativo di furto ieri sera. Andiamo a Roncade con le immagini, il ladro in fuga, ma tanta la paura per la mamma con i suoi 2 bimbi piccoli. Nel momento in cui stava rientrando dentro l'abitazione ha trovato penso un ragazzo, sia stato incappucciato, che niente, appena l'ha vista praticamente non si è neanche girato ed è corso via subito, è andato, ha scavalcato il cancello come se fosse una gazzella. Tutto in una manciata di secondi, ma quanto basta per spaventare un'intera famiglia. Sono le 10 di sera quando la moglie di Luca Vanin esce di casa per portare sul retro dell'abitazione i sacchi dei rifiuti. Rientrando a pochi metri dalla porta d'ingresso, l'incontro, la paura, l'urlo immediato della donna che fa desistere il ladro dal suo tentativo mettendolo in fuga. Sì, si è messo l'area perché io stavo nel frattempo addormentando i piccoli, perché io dopo andavo a lavorare di notte e quindi io sono corso subito fuori, però ormai questo qua ci era già dileguato. Pur con voi a casa, questo qui ha tentato il furto? Sì, anche perché noi usciamo, cioè esce per andare a buttare via, diciamo a svuotare i bidoni, ma non è che attacco l'allarme per 30 secondi. Probabilmente questo qui era già dentro, che guardava, che spiava comunque i movimenti o cosa, sapeva. I carabinieri sul posto dopo pochi minuti cercano invano sui campi e nelle abitazioni vicine le tracce del passaggio del ladro. Anche se fortunatamente il colpo è saltato, rimane la paura per il rischio corso. In casa infatti anche 2 bambini piccoli di 1 anno e mezzo e 5 anni, in quel momento con il papà. Con i bambini a casa è anche un gran spavento. Sì, perché e per fortuna che ero a casa io, perché io di solito lavoro a turno. E delle volte faccio anche le notti o le mattine, quindi sì, insomma non è proprio bellissimo, che magari non sia stato che un malintenzionato che lo può portare via, tutto si può pensare nel 2020. Io comunque ero in cameretta insieme, però insomma è una cosa da aver paura, insomma. A Castelfranco Veneto un furto all'alba in un bar si è trasformato in una rapina, vediamo perché. Si sono intrufolati in un bar per svaligiarlo, ma quando il titolare, per puro caso, è arrivato nel locale con alcuni amici, hanno colpito uno di questi ultimi con un pugno al volto. L'episodio ieri all'alba a Castelfranco Veneto. Erano le 5:30 quando i 2 ladruncoli, 2 giovani di 19 e 20 anni, entrambi italiani del posto e già noti alle forze dell'ordine, sono riusciti a entrare nel bar Best Media di via Circonvallazione Ovest, forzando una finestra. Una volta all'interno hanno arraffato 1.000
euro in contanti, diversi generi alimentari, ma non hanno fatto i conti con l'arrivo inaspettato a quell'ora nel bar del gestore. Per riuscire a scappare, uno dei due malintenzionati ha colpito uno degli amici del titolare con un pugno, provocandogli un trauma contusivo facciale. I carabinieri intervenuti sul posto hanno impiegato poche ore a identificare i responsabili, che sono stati poi rintracciati in centro a Castelfranco con addosso ancora parte della rifurtiva, solo 100 euro. I due ragazzi sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Ed ora un arresto a Conegliano, è stato arrestato ieri mattina un cittadino indiano di 34 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari del Norme della stazione sono intervenuti a notte fonda per soccorrere la donna di 31 anni, la compagna, che era stata aggredita per l'ennesima volta. Per lei 9 giorni di prognosi. L'ha denunciato e l'uomo è stato portato in carcere. E saranno celebrati mercoledì mattina alle 9:30 i funerali del piccolo Tommaso Tiverone, il bimbo di 4 anni travolto dal cancello della nuova abitazione mercoledì sera. Il piccolo, che è spirato al Cafoncello dopo 2 giorni di agonia, era molto conosciuto insieme alla sua famiglia a Dosson di Casier. Per questo il sindaco insieme al parroco Don Adriano hanno voluto celebrare i funerali prevedendo un'ampia partecipazione della cittadinanza nello spazio adiacente all'oratorio della chiesa parrocchiale di Dosson. Un ampio spazio verde in cui accogliere chi vorrà dare l'ultimo saluto a questo piccolo angelo. Martedì alle 19 invece alla chiesa di Dosson verrà recitato per lui il Santo Rosario. E con questa notizia ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità. Eccoci ben ritrovati, ripartiamo da un nuovo tuffo nel canale dei Buranelli. 2 neo-18enni sono stati trovati e stangati dalla polizia locale. Non vorrei che diventasse una brutta moda, quindi noi ogni volta che becchiamo degli episodi di mancanza di rispetto nei confronti della città e dei cittadini interveniamo con sanzioni anche molto severe. E così è stato anche questa volta, dopo l'ennesimo episodio di degrado urbano ai Buranelli, dove nei giorni scorsi i residenti sono stati svegliati dagli schiamazzi di alcuni giovani che hanno usato la sponda dei Salici come trampolino, gettandosi nel canale sul retro di Casugana, pagandone immediatamente le conseguenze, visto che la polizia locale ha in brevissimo tempo individuato i 2 responsabili, 2 diciottenni italiani residenti nella cintura urbana della città, multandoli con una sanzione da 400 euro ciascuno. Il pensiero va al gruppetto che nel settembre di 2 anni fa aveva fatto più o meno lo stesso, con un ragazzo che nudo e ubriaco si era tuffato, il tutto immortalato da un video. Lo riteniamo pericoloso perché si tuffa e onestamente una mancanza di rispetto nei confronti dell'intera comunità e della città. Quindi noi da questo punto di vista qua non tolleriamo questo tipo di giochi, di scherzi, di atti goliardici, cioè se c'è da divertirsi lo si fa, ma bisogna farlo con testa e non mancando di rispetto a tutti. Andiamo in via Santa Bonavecchia dove è terminato il cantiere della pista ciclabile. Vediamo. Dopo lunghe attese il cantiere di via Santa Bonavecchia è terminato. La strada, dopo gli innumerevoli problemi riscontrati per la sua messa in sicurezza, torna ad essere percorribile, ma i lavori, ha detto il sindaco Mario Conte, non finiranno qui. Un intervento che nasce con la progettazione dell'assessore Ofelio Michelan, che ringrazio. Ora però dobbiamo dare continuità a questo intervento, quindi l'impegno che ci siamo presi oggi davanti ai cittadini è quello di cominciare l'iter progettuale e trovare le risorse per completare il tratto che va da qui, da via Santa Bonavecchia fino ai confini con Ponzano Veneto, mentre nell'immediato futuro, entro fine anno, completeremo anche l'asfaltatura e il rifacimento della segnaletica fino al Viale della Repubblica, in modo tale da mettere la parola fine agli interventi in questa arteria che è diventata sempre più trafficata, sempre più utilizzata dai nostri cittadini ed è fondamentale che la utilizzino in assoluta sicurezza. Nel cantiere non è stata realizzata una vera e propria pista ciclabile, ma 2 banchine ampie per pedoni e ciclisti. Non è una vera e propria pista ciclabile perché tecnicamente non c'erano gli spazi per una pista ciclabile a norma, quindi sono delle banchine in sicurezza. Ora creeremo anche delle barriere fisiche per far sì che le persone che oggi ancora continuano a parcheggiare laddove non dovrebbero farlo proprio trovino anche una barriera fisica. Il cantiere stesso è stato pensato tenendo presente le esigenze dei residenti sia in materia di viabilità che per quanto riguarda i problemi che si verificano a seguito di particolari eventi meteorologici.
Quindi abbiamo fatto una messa in sicurezza viaria, inscatolando il fossato est di via Santa Bonavecchia, creando 2 banchine laterali per la messa in sicurezza e il transito di cicli e pedoni. Poi abbiamo fatto un adeguamento igienico-sanitario, formando la nuova fognatura nera che sarà collegata al depuratore comunale. E infine anche un bacino di laminazione in via Celsi che prenderà le acque di troppo pieno nel caso di piogge abbondanti ed eliminerà il rischio idraulico sempre presente in questa zona. E all'inaugurazione era presente anche Giancarlo Gentilini, oggi il suo compleanno, 91 anni. Compie oggi 91 anni lo sceriffo trevigiano Giancarlo Gentilini, per 2 volte sindaco della città e per altrettante vice, o meglio prosindaco, come amava definirsi. Tanti gli abbracci e i messaggi di auguri arrivati anche via social, gesti di affetto per nulla scontati che ancora lo emozionano. Cari cittadini, vi ringrazio dell'amore e dell'affetto che mi dimostrate sempre. Vuol dire che io sono ancora un punto di riferimento per voi e per la città di Treviso. Un compleanno festeggiato come al solito fra la gente, prima l'inaugurazione del cantiere di via Santa Bonavecchia. Grazie, auguri Giancarlo. E poi tappa obbligata ai domori per un brindisi fra gli amici. Gentilini una frecciatina poi la rivolge a Salvini, colpevole di aver mutato la Lega in un partito nazionale. Salvini sta cambiando l'aspetto del partito, non è più la Lega di una volta. No, lui ha fatto della Lega un movimento nazionale, al che a me non è mai piaciuto, perché la Lega è nata come Lega Nord, aveva un progetto bossiano che purtroppo non è stato realizzato, ma questo era un punto di vista bossiano che aveva visto che l'Italia è composta da 2 Italie. Ecco, quindi io spero che questi programmi si possano realizzare almeno con l'autonomia, ma credo che l'autonomia sia un sogno. La festa infine si sposterà rigorosamente in famiglia e allora ancora buon compleanno sceriffo, lunga vita anche da parte della redazione di Antenna 3. 30 anni invece per Suoni di Marca, si parte giovedì, dunque è iniziato il countdown. Non sarà la cornice scoppiettante e festaiola delle mura di Treviso che per un mese ogni anno trasformavano le serate trevigiane tra balli, musica e ottimo cibo. Festa più sobria quest'anno nella splendida cornice di Villa Margherita, più contenuta solo 3 serate a numero chiuso, ma la musica non si ferma. Lo hanno voluto ribadire oggi gli organizzatori che hanno attivato il countdown da qui a giovedì, quando a partire dalle 12 si apriranno i cancelli dello splendido parco trevigiano allestito quest'anno con area food e mercatini. Da sempre la voglia di fare e di dire ci siamo, la musica quest'anno andrà così, ma il prossimo anno ritornerà perché la musica c'è ovunque, cioè si respira nell'aria. Viabilità modificata, via Ospedale sarà chiusa, 2 parcheggi aperti, un'entrata con controlli all'altezza della villa e un'uscita. Area food dove collaboreranno 3 noti marchi, Galloway, Albertini e TV Burger, e area concerto con 2000 sedute posizionate per 1000 biglietti disponibili. Con l'US 2 è stato fatto anche un bel lavoro di formazione con un corso anti-Covid e le difficoltà sono state un po' su tutto perché col Covid tutto si è amplificato, però questo è passato marginalmente, è diventato marginale perché noi ci siamo sempre trovati. Gio Ivan e Francesca Michelini il 6 agosto, Daniele Silvestri il 7 agosto, gran finale il ritorno degli Extra insieme ai progetti personali dei loro singoli componenti. Dirette anche in radio sul palco il noto conduttore DJ Barry Mason. La musica al tempo del Covid che reagisce al momento sicuramente duro con un gioco di squadra ed intenti senza precedenti. Questo è un bellissimo messaggio che vogliamo dare alla città perché la vita riprende anche con la musica. In questi momenti, in questo contesto siamo stati molto impegnati nella nostra attività di sostegno all'economia reale, alle famiglie, alle imprese, ma anche a queste manifestazioni, in particolar modo a Suoni di Marca che è la manifestazione estiva dei trevigiani per eccellenza. Suoni di Marca è qua presente a Treviso ed è una gran cosa per noi, per tutto il nostro staff e devo ringraziare perché senza di loro non si fa. Suoni di Marca è una grande famiglia fatta di 100 ragazzi che vengono a dare il loro supporto gratuitamente per la città. Andiamo ora a vedere le notizie che arrivano dal Bellunese.
Eccoci, partiamo con la cronaca. Un pensionato di 75 anni di Colle Santa Lucia, Cleto Colcuc, è stato ritrovato senza vita da un parente oggi. Fatale gli sarebbe stata una caduta lungo la strada Silvio Pastorale. L'anziano ogni giorno percorreva chilometri per recarsi a piedi a Selva di Cadore. Non avendo fatto ritorno a casa sono partite le ricerche dei familiari, poi la tragica scoperta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il pensionato sarebbe caduto dal ciglio del sentiero precipitando per una ventina di metri. Ai sanitari intervenuti per soccorrerlo non è rimasto altro che constatare il decesso per politraumi. Chiuse strade e sentieri per la Vallombretta ai piedi della Marmolada sono le conseguenze del maltempo che ha causato danni in comune di Rocca Pietre, dove si lavora per il ripristino dei luoghi invasi da fango e sassi. A firma del responsabile ufficio tecnico abbiamo emesso ordinanza di chiusura sia della strada che dalla Malga Ciappella porta al Gran Pian, quindi alla Malga Gran Pian, sia il sentiero per la Valle Ombretta. Doveroso perché si stanno facendo lavori e bisogna metterlo in sicurezza. Chiuse le strade e i sentieri per la Valle Ombretta, pesantemente colpita dal maltempo che sabato sera ha inferto un altro duro colpo a strade e sentieri dell'Alto Gordino, e si ricontano i danni a Rocca Pietre, dove la paura è ancora di casa. Non è sicuramente stata una bella esperienza perché ci ha fatto rivivere un po' il momento di Vaia. La Valle Ombretta è stata messa completamente sottosopra, purtroppo una delle più belle valli alpine che adesso avrà sicuramente da pagare un conto alto. Escavatori all'opera nella zona del Gran Piano, oltre il campeggio, in Valle Ombretta, mentre in queste ore si sta pensando allo sghiaiamento del torrente Pettorina all'uscita dei serrai di Sottoguda. Si aspetta l'evento previsto non buono di stasera e speriamo che sia più lieve dell'altro ieri e che non faccia nessun danno. La scorsa notte i nuovi temporali hanno causato versamento di materiale nella zona di Capanna Billa. Le operazioni di rimozione si sono concluse e la strada per il Fedaia è di nuovo percorribile. I nubifragi di sabato sera hanno provocato dissesti ad Alleghe e a Falcade, dove le piogge hanno provocato danni alla pista ciclabile che proprio nel cuore della stagione turistica è molto frequentata. Anche la provincia ha chiesto ai sindaci dei comuni interessati una relazione dettagliata di danni e problematiche. Domani la questione sarà portata all'attenzione dei consiglieri delegati a Palazzo Piloni. Si avvia verso l'archiviazione il fascicolo conoscitivo senza indagati sulla morte del piccolo Marco Forchetta di appena 3 anni, aperto dalla magistratura bellunese. La tragedia si consumò il 5 settembre dello scorso anno a Valle di Cadore. Nelle scorse settimane il consulente incaricato dalla Procura di Belluno ha depositato agli atti l'autopsia. L'esame ha rilevato che il piccolo era affetto da una patologia congenita rarissima che neppure gli accertamenti specialistici cui il bambino era stato ripetutamente sottoposto avrebbero potuto evidenziare. Previsioni meteo errate, polemiche incandescenti in provincia di Belluno. L'ultima allerta meteo per la giornata di domenica è rimasta solo sulle carte, tanto è bastato per far alzare i toni agli operatori turistici. Ad oggi la solidarietà del presidente Roberto Patrin. Chi si aspettava una domenica da tregenda, specie in montagna, e ha sfidato la sorte, si è goduto una giornata da incorniciare almeno fino al tramonto. Al contrario, chi, intimorito dalle previsioni di ARPAV, ha rinunciato alla gita, si è mangiato le mani. Il bollettino di ieri ha fatto ancor più male, perché se una volta ci si poteva sfogare contro le app meteo generaliste, da un po' di tempo a cadere in fallo sono i previsori dell'agenzia Meteo Nostrana, quella a cui si deve però di aver evitato che Vaia si rivelasse più drammatica di quello che è stata. A gridare allo scandalo, in un'estate già condizionata dal Covid, ieri è stato il gestore del rifugio Coldai in Zoldo. Suo il post su Facebook. Grazie ARPAV Dolomiti, è la seconda domenica che ci rovinate il turismo. Dopo la crisi e il Covid-19, ora anche ARPAV, seguito da decine di commenti di solidarietà. Io l'ho detto l'anno scorso in maniera molto chiara, ma è difficile che riuscire a trovare una soluzione. Anche il meteo.it sugli iPhone praticamente mettono sempre pioggia. Qua piove tutti i giorni e puntualmente la pioggia arriva forse la sera. Allora
c'è qualcosa che non quadra. Una previsione, quella per la giornata di ieri, sbagliata nei tempi. I temporali, sia pure di forte intensità, sono arrivati quasi al tramonto. È un terrorismo che porta poi ovviamente a delle conseguenze estremamente negative sulle presenze turistiche, soprattutto in fine settimana belli come questi. È veramente un delitto fare tutto questo. Il presidente della provincia si associa alla protesta del gestore del Coldai e annuncia una presa di posizione ufficiale. Faremo una lettera ad ARPAV per cercare di capire qual è il motivo per cui perché la gente giustamente adesso ovviamente si informa e vuole capire un attimino se può muoversi, quindi devo dire che dobbiamo trovare una soluzione al più presto. Mercoledì ad Antena 3 si parlerà di scuola. Che scuola sarà a settembre? Ospite d'eccezione la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo. Dunque chiediamo a voi di inviarci le vostre domande da girare poi alla dottoressa per avere ovviamente chiarimenti su che cosa ci dobbiamo aspettare a settembre. 351 17 55 3 e 40. Sono invitati a partecipare genitori ma anche ovviamente insegnanti. Questa sera torna a Ring 21:15, gli ospiti saranno Vanessa Camani per il Partito Democratico, Alberto Villanova, Lega Nord, Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle, Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia. La politica come sempre alle corde con la nostra diretta a partire dalle 21:15. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, ora come sempre le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana, torna a migliorare dunque il tempo sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 4 agosto. Sul Veneto inizialmente al mattino saranno possibili dei residui ed occasionali rovesci a carattere sparso. Con il passare delle ore la situazione andrà decisamente migliorando con tempo asciutto e anche via via più soleggiato. Temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia con qualche temporale ma poi con ampio soleggiamento ovunque e con cielo vedete al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 20 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche precipitazione anche qui in mattinata, dal pomeriggio però tanto sole su tutti i settori. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.